allora siamo pronti a collegarci in esterna con la nostra Monica Nardini, che stamattina si è recata sulle rive del fiume Tagliamento nei pressi di Ragogna, nel medio corso del fiume, per raccontarci di una iniziativa molto interessante prevista per quest'estate. Monica, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, Davide. Sì, ci troviamo a Ragogna, lungo il Tagliamento. Ci troviamo in compagnia di Sara De Colle, che è la fondatrice del blog Torzeando, un blog che vuol far riscoprire il territorio regionale attraverso un turismo lento e sostenibile, ed è anche tra gli ideatori di un progetto che partirà proprio tra un mese esatto, il 17 agosto, che si chiama Torzeando lungo il Tagliamento. Allora, buongiorno Sara, le chiediamo subito in che cosa consiste questa iniziativa. Allora, consiste nel percorrere tutti i 170 km del fiume, dalla sorgente alla foce, in modo ecosostenibile. Quindi saremo accompagnati da un asinello per il primo tratto fino a Forni di Sotto, poi proseguiremo a piedi fino a Verzegnis, da Verzegnis alla Tisana in bicicletta, e l'ultimo tratto in canoa per arrivare appunto alla foce e arrivare al mare, insomma, in canoa. Voi avete ideato questa iniziativa, lei insieme ad altri collaboratori, per lanciare anche dei messaggi ben precisi rispetto al tagliamento. Sì, vorremmo comunque promuovere una tutela per tutta l'asta fluviale, si tratti di candidatura per l'UNESCO, riserva naturale, parco nazionale. Vorremmo che comunque venisse tutelato, venisse preservato, perché è un bene di tutti noi che dobbiamo appunto valorizzare, sia dal punto di vista turistico ma soprattutto dal punto di vista ambientale. Mi accennava al fatto anche che è un fiume studiatissimo all'estero. Sì, esatto, vengono a studiarcelo da tutto il mondo, perché è uno dei pochi esempi rimasti di fiumi alpini, è il re dei fiumi alpini, ha canali intrecciati nella parte di mezzo, ha una flora e una fauna ricchissima, e quindi insomma è un patrimonio per l'appunto che dobbiamo tutelare, far conoscere e valorizzare. Un percorso, anche quello del tagliamento, utilizzato nei secoli anche per i pellegrinaggi. Voi farete una tappa proprio simbolica in tal senso? Sì, noi ci fermeremo all'ospitale di San Giovanni a San Tommaso di Maiano, che è un edificio del XII secolo, e quindi è un luogo di ristoro per i pellegrini, perché per l'appunto faremo parte della via del Tagliamento, che fa parte della via Allemagna, che collegava la Terra Santa a Roma e Santiago. Quindi ci fermeremo anche lì, percorreremo anche parte del cammino delle Pievi, quindi sì, è un percorso fisico ma anche spirituale. Da scoprire, un buono spunto anche in questo periodo post-Covid da trasmettere. Voi, parlo di voi perché appunto sarà lei insieme al suo anche compagno che è videomaker, fotografo, e altri collaboratori che permetteranno di scoprire questo territorio, caricherete un sacco di informazioni nell'arco di questa settimana del progetto via social e sul blog. Sì, esatto, sui social, la pagina Facebook e Instagram, e il blog Torzeando, poi anche magari su Twitter e Pinterest, quindi insomma parola d'ordine Torzeando. Qualche curiosità ce la stava dando anche rispetto a questo tratto qui a Ragogna. Alle nostre spalle per esempio vediamo degli edifici storici molto importanti. Sì, l'ossario germanico costruito nel 1939 è il vecchio castello, poi c'è il ponte di Pinzano sulla destra, qua dietro non si vede ma c'è il castello di Ragogna, quindi insomma faremo un percorso culturale, ambientale, enogastronomico, perché no, conosceremo le bellezze del nostro Friuli Venezia Giulia, che sono veramente tante. Grazie, grazie. Allora Sara, raccomandiamo ai nostri telespettatori dunque di riscoprire attraverso anche il blog le bellezze del territorio. Davide, a voi la linea.